Per l'appuntamento di oggi con l'Associazione Donne Padane, la linea va alla dottoressa Antonia Bertocchi. Buongiorno. Sì, buongiorno cari amici, buona Padania a tutti. Questo ciclo di incontri fa parte di un più ampio progetto dedicato alla divulgazione scientifica in lingua italiana del pensiero di Bateson incentrato sul paradigma dell'ecologia della mente, di cui vi ho più volte parlato nelle trasmissioni scorse. E oggi vediamo più da vicino che cos'è questa ecologia della mente, insomma. E spiegare di che cosa si tratta non era facile neanche per Bateson, perché come egli stesso avverte molto modestamente, l'ecologia della mente è una scienza che ancora non esiste come corpus organico di teoria e conoscenza, ma questa scienza, informazione, è non di meno essenziale. Essa sola permette di capire, ricorrendo alle stesse categorie, questioni come la simmetria bilaterale di un animale, la disposizione strutturata delle foglie in una pianta, l'amplificazione successiva della corsa agli armamenti, le pratiche del corteggiamento, la natura del gioco, la grammatica di una frase, il mistero dell'evoluzione biologica. Ecco, e la crisi, soprattutto in cui oggi si trovano i rapporti tra l'uomo e l'ambiente. Tutti questi aspetti possono essere compresi solo in termini di un'ecologia delle idee così come io la propongo, dice Bateson. E tuttavia Bateson, pur non avendo avuto il tempo materiale nella sua intensa vita per organizzare in modo sistemico e formalizzato i metodi, le conoscenze e gli strumenti epistemologici di cui si è servito per costruire le fondamenta dell'ecologia della mente, compito che spetta a noi se riusciremo ad essere degni della sua eredità, ce la rende in tanti modi percepibile e fruibile. Innanzitutto rendendoci partecipi dell'esperienza di insight. Insight è una parolina che tutte le pagine Facebook hanno in un angolo. È un'intuizione che all'improvviso fa capire. Questa esperienza di insight, dice, lui la racconta, narra: mentre scrivevo, la mente diventò per me un riflesso di vaste e numerose porzioni del mondo naturale esterno all'essere pensante. Un più ampio sapere, che è la colla che tiene insieme le stelle e gli anemoni di mare, le foreste di sequoie e le commissioni e i consigli umani. Per fortuna oggi, grazie alla cura di Nora e Catherine, le sue due figlie, che li hanno amorevolmente raccolti, disponiamo di eccellenti documentari, narrati dalla viva voce del maestro che verso la fine della sua vita ha voluto illuminarci con parole dalle quali è possibile ricavare gli stimoli indispensabili per proseguire nella ricerca di lui inaugurata sugli isomorfismi tra mente e natura e naturalmente riuscire a percepire meglio in profondità la sostanza delle sue opere che sono state raccolte appunto per iscritto anche dalle figlie. E qui c'è un brano, per esempio Nora ha pubblicato un CD, An Ecology of Mind, a Social Portrait of Gregory Bateson, che si vende, si può acquistare su internet. E del contenuto di questo CD, alcuni brani sono stati tradotti in italiano. E ve ne leggo uno che è molto illuminante, è molto breve, pochi minuti, però spiega Nora. Ci vuole un po' prima di prendere confidenza col modo di pensare di Gregory. Bisogna riaggiustare lo sguardo secondo la sua prospettiva, nella quale il contesto del mondo naturale si espande. I suoi abitanti, incluse le creature, gli oceani, le foreste, le città, sono come musicisti in un gruppo jazz che improvvisano insieme. La metafora è estremamente calzante. E Bateson prosegue in inglese. È molto emozionante sentire la sua voce originale, però ci sono le scritte in sovraimpressione. Quindi dice: mi sono preoccupato un po' negli ultimi giorni per alcuni che dicono che cosa vuol dire ecologia della mente. Quello che voglio dire più o meno è che ci sono varie cose che circolano nella testa e nel comportamento, e nello stare con gli altri, e andare su giù per le montagne, e ammalarsi, e poi guarire. E tutto ciò è collegato e di fatto costituisce una rete. Ed avete quel groviglio complicato vivente, in parte conflittuale, in parte cooperativa, che trovate su quelle montagne, con gli alberi, le piante, gli animali che ci vivono. Di fatto è un'ecologia. Nora prosegue: le idee si adattano l'una alle altre e agli stimoli che vengono dall'esterno e ad un'infinità di altri messaggi.
Per Gregori la mente è molto più ampia del suo cervello, è la radice dell'albero che cresce intorno alla roccia, o il modo di giocare delle lontre. E Benson riprende. È la nozione che un animale debba in realtà essere pensato come un groviglio di idee, che vivono in lui più o meno. Un principio evolutivo che è poi l'evoluzione delle idee, non l'evoluzione degli animali, dove le idee, dove l'unità evolutiva sono essenzialmente delle idee, dove il territorio è un corpo di idee, dove l'anatomia è corpo di idee, dove la simmetria bilaterale ai lati del corpo è un'idea, sulla base della quale si devono costruire delle idee. Quando si sente questo ragionamento, faccio una piccola riflessione che può aiutare a capire, no? Si pensa subito alla dicotomia spiritualismo-materialismo, il mondo delle idee, il mondo dell'anima e dello spirito, il mondo della materia, ma qua invece è tutto saltato a piedi pari perché siamo invece nel mondo della vita, il mondo della biologia, che di queste categorie, in questa dicotomia materia-spirito, praticamente non se ne cura minimamente, perché è un altro approccio, l'approccio biologico, cioè la vita. La vita è la nuova categoria epistemologica utilizzata, quindi tutti gli strumenti della biologia evoluzionistica vengono messi in campo per poter capire le relazioni, e la mente stessa che produce le idee è in un corpo. Quindi, ecco, e poi fa l'esempio del cavallo e della tundra, dice, per esempio il cavallo e la tundra e le pianure erbose sono interconnessi, è un tipo di evoluzione in cui l'erba ha bisogno del cavallo, così come il cavallo ha bisogno dell'erba, e se volete l'erba e se volete quello che viene chiamato prato nelle case delle periferie, prima comprate un tagliaerba che funziona come i denti del cavallo per tagliare quell'erba, poi comprate un rullo per schiacciare l'erba e farne un trasporto erboso. Infine comprate un sacco di concime, perché dovete essere anche il posteriore del cavallo, dice con ironia simpatica. E Nora conclude così, questo brano molto illuminante. Sperava di poter lasciare una grande cornice entro cui gli specialisti potessero collocare le loro scoperte, per essere studiate nel contesto dell'enorme groviglio di interrelazioni che ogni albero, ogni persona, ogni sistema del nostro mondo incorpora. Il contesto è la chiave. E credo che questa grande, immensa cornice che abbraccia tutto il cosmo, noi compresi, egli ce l'abbia lasciata. Sta a noi risalire agli strumenti scientifici da noi utilizzati e appropriarcene correttamente, e vanno anche diffusi a livello di massa questi strumenti scientifici, perché servono anche a capirci tra di noi nel linguaggio quotidiano. E quindi solo allora sarà possibile condurre una ricerca autenticamente antropostica sulla cultura intesa non come strumento di dominio distruttivo dell'altrui identità, cioè sono culture patriarcali che dominano su altre, vogliono distruggere le altre, vogliono distruggere anche all'interno l'identità che stanno all'interno della cultura stessa. Ecco, come questo aspetto viene gestito in modo distruttivo, insomma, dalle società patriarcali, ma invece strumenti di adattamento identitario, creativo, ai diversi ambiti occupati ecologici, ambiti occupati nello spazio e nel tempo, anche ambiti sociali e ecologici insieme, insomma, che formano tutto un sistema. Come sono riusciti a fare? Sono riusciti a fare le società matricentriche per decine di migliaia di anni. E potremo allora prendere coscienza delle strategie culturali con cui abbiamo partecipato alle dinamiche coevolutive di quel grandioso, misterioso, sacro processo di coevoluzione permanente che può renderci consapevoli delle nostre reali capacità umane, morali e intellettive. Benson cerca di capire che la mente non si identifica più col solo cervello individuale, che l'elaborazione delle informazioni da parte del soggetto fa parte di una mente collettiva, sociale e persino cosmica, abbiamo visto, che l'elaborazione delle informazioni e la capacità di utilizzarle in modo adattativo e consono alle leggi della sopravvivenza e della coevoluzione permanente uomo, società, natura, costituisce un'attività mentale che è emersa da un processo coevolutivo tra molte specie, culminato nei primati, e che pertanto l'attività mentale deve essere ecologica, cioè deve essere idonea alla coevoluzione, altrimenti la specie umana si estinguerà. La coevoluzione consiste nello sviluppo inteso come espansione e morfogenesi di una rete di relazioni che dal mondo fisico si sono articolate in forme di vita. Questa ultima definizione l'ho elaborata io tentando di essere degna dell'eredità di Benson, insomma. E siamo il risultato di una rete comunicazionista innescata dal Big Bang. Già da allora
c'era tutto, poi si è sviluppata, ma c'era tutto là in quei momenti, e complessificata in 5 miliardi di anni di storia naturale, che ci ha provvisto di un modo di pensare adattativo fondato sulla percezione, sulla codificazione del sentimento del sacro immanente nella natura in noi. Ecco che questo ho spiegato diverse volte, che è un sentimento cognitivo empatico che sta alle fonti delle religioni naturalistiche, di tutte le religioni naturalistiche e specialmente di quelle matricali e matricentriche. È stato codificato questo sentimento in sistemi adattativi mitorito che hanno fatto sì che la specie umana potesse adattarsi agli ambienti nello spazio e nel tempo, mentre le società patriarcali, quando sono collaborati in queste società, è stato demonizzato questo modo di pensare, la personalità dissagrata alla natura, è tutto sostituito con quelle patologie dell'epistemologia di cui ho parlato, ne ho spiegato nel puntato precedente a cui vi rimando, possiamo anche riprenderlo dopo se c'è tempo. Ecco, sono state queste patologie di epistemologia invano individuate, descritte e poste sotto accusa al maestro, perché i governanti non ne hanno tenuto minimamente conto di quella lezione importante che va ripresa, riproposta e si spera di poter realizzare. Per poter realizzare ci vuole un'opera di pedagogia sociale collettiva. Non possiamo più pensare noi che alcuni filosofi intellettualoidi eccetera con la loro diciamo con la loro approvazione queste idee che poi se le rimuginano soltanto tra di loro, ecco, possono cambiare qualcosa, perché di questi filosofi alla politica non gliene importa niente, mentre invece gliene importa se noi riusciamo a livello di massa a diffondere queste idee, a diffondere questa cultura biologica, che è la cultura dell'oggi e antropologica. La cultura dell'oggi sono 2 secoli di cultura biologica e antropologica che non vengono comunicati nella scuola e nella società se non in modo frammentario e dispersivo. La mente umana e la mente cosmica sono isomorfe l'una all'altra. L'una dipende dall'altra per la propria esistenza, da quella cosmica dipende da quella umana per la propria autocomprensione. È un'altra riflessione che mi permetto di fare. Allora, se il contesto è la chiave di tutto, come Nora Benson ci ricorda, allora l'universo è il contesto dei contesti, che include i sistemi per complesso società-natura, una sacra unità, ha continuato a dire Benson, ha scritto anche un'opera così intitolata, le cui caratteristiche sono mentali. Ecco, vi dicevo appunto che però per poter noi realizzare e continuare a essere degni di questa eredità dovremmo darci da fare per dei progetti antropologici didattico nella scuola società, dove diffondere dei concetti fondamentali delle scienze biologiche, della biologia evoluzionistica, della teoria della comunicazione, perché noi tutti usano parole come DNA, sistema, feedback, insight, abbiamo visto tantissimi questi concetti scientifici, però attribuiscono spesso a queste parole significati convenzionali che sono da quelli scientifici o che addirittura fanno delle impronte di tipo filosofico-teologico che non hanno nulla a che fare con il loro significato vero scientifico, quindi vanno comunicati i concetti fondamentali delle scienze di oggi, insomma, che oggi esistono da 2 secoli e che invece vengono ignorate pressoché o riservate solo agli specialisti, ma abbiamo visto che gli specialisti non hanno voce in capitolo. Ecco perché bisogna coinvolgere la base, coinvolgere il popolo. Per la divulgazione scientifica del pensiero di Benson in lingua italiana ho creato delle pagine, ve le avevo annunciate, ve le ricordo. Gregory Benson, maestro del codice delle mente, che è anche un gruppo, e poi c'è l'altra, la struttura danzante che connette. E nell'ultimo post c'è un uomo che balla con un cane, è divertentissimo, è piaciuto molto anche a Nora. Poi c'è anche questo ciclo di trasmissioni di Radio Padania Libera su questo tema, potete trovarle tutte su YouTube, e le ultime sono pubblicate anche su Corona Colsona, il blog diretto da Ilaria Maria Preti, e stanno attirando l'attenzione auspicata, tanto che la trasmissione ha avuto più di 500 visualizzazioni. E dunque è giunto il momento di approfondire questi aspetti ecologici e antropologici, in quanto la loro fecondità potrebbe suscitare le risposte adeguate, ma dico, ci vuole una formazione collettiva dal basso, dicevo appunto, in questo mi sto impegnando, per poter suscitare le risposte adeguate ad affrontare con successo la crisi ecologica, che da quanto Benson l'ha modellizzata e posta sotto accusa, inascoltato, non è stata mai affrontata dai responsabili politici del mondo,
sedicente, civilizzato, occidentale, non è stata mai affrontata in modo adeguato e non ha fatto altro che degenerare e stiamo rischiando l'estinzione. Si tratta di implementare una collaborazione tra tutte le classi sociali perché non c'è tempo per lotte interne e guerre mondiali. Dobbiamo lavorare all'insegna di un dialogo universale, un dialogo ecumenico che è religioso nel senso ecumenico anche laico del termine e profondamente religioso nello stesso tempo. Quindi siamo chiamati ad un lavoro serio che ha bisogno della collaborazione di tutti e ringrazio Radio Padania Libera, questa nostra piccola grande radio, per avermi aperto questo spazio di condivisione, di conoscenza e di libera discussione. Uno spazio ampliato appunto di recente dal blog di Ilaria Maria Preti. Se qualcuno non fa in tempo adesso a prendere la linea o intervenire o preferisce magari fare commenti sul blog di Ilaria, ecco, altrimenti potete intervenire anche adesso allo 02 66 20 3529. Ecco, vediamo se qualcuno interviene, altrimenti io riprendo alcuni punti e riapprofondisco alcuni punti. Antonio, abbiamo ancora qualche minuto a tua disposizione, sarai avvisata se arrivano chiamate. Ah sì, va bene, va bene. Dunque, dicevo appunto che Radio Padania è libera di nome di fatto, perché mi ha dato la possibilità di comunicare liberamente i risultati delle mie ricerche antropologiche di cui ho trattato soprattutto appunto in questo periodo su Radio Padania Libera, e le potete trovare queste trasmissioni su YouTube, sono decine, spaziano dalle tradizioni popolari alla questione gender, il tutto nel quadro di quel nuovo campo di studi da me inaugurato, che è il femminismo antropologico, e che ha incontrato simpatia anche qui nella radio, anche nei giornalisti. Cioè, il legame, per illustrare bene che legame c'è tra Reason e questo discorso, io tento di utilizzare al meglio questi spazi, però in estrema sintesi, insomma, voi vedete che ogni volta io faccio vedere come i saperi tradizionali, secondo Bateson, sono quelli che possono salvarci. Quindi i saperi tradizionali cosa sono? Sono le tradizioni popolari e sono quelle nostre, sopravvissute, quelle dei popoli indigeni. Perché? Ma perché queste tradizioni per decine di migliaia di anni, se andiamo a vedere la loro storia evolutiva e coevolutiva, hanno sostenuto in modo ecologicamente adattativo le relazioni con l'ambiente all'interno della società, quindi società prevalentemente matricentriche. C'è stato Alberto Angela che l'altro giorno nella trasmissione, che ogni tanto sottovuole qualche ispezione di evoluzione, no? Un po' fantasticato così, di fantasia ma con dei fondamenti, e hanno fatto vedere, senza dirlo che le prime società erano matricentriche, però hanno dimostrato che erano, perché quando hanno fatto vedere un'eclisse di luna in cui la società, la tribù era tutta impaurita, no? Piangevano e avevano paura che non tornasse più la luna. Una donna è caduta in trance e dopo un po' è tornata la luce, ed ecco che da lì hanno cominciato a seguire questa donna, pensando che è nato anche il pensiero magico, è nato anche da questo, dal fatto che le donne non si perdono d'animo di fronte a queste cose e inventano qualcosa per poter reagire a queste situazioni, mentre di solito gli uomini si fanno prendere dal panico. Allora gli uomini, vedendo che le donne avevano questa forza di carattere, che sapevano reagire in questo modo così creativo e così soddisfacente, così affascinante, no? Cade in trance, poi dopo un po' torna alla luce, eccetera. No, si dice lui nel documentario, e così gli uomini seguivano la matriarca che li precedeva, e per esempio succede anche tra gli elefanti per altri motivi. Moltissime società animali c'è questo fatto, che le femmine, probabilmente perché hanno la responsabilità dei figli e quindi sono molto adattate a questo ruolo, la selezione naturale ha selezionato le donne più forti, più capaci di sostenere questo impegno, ecco, sono anche capaci di condurre la società, hanno più, pazienza, più creatività. E questo si è intravisto, in questo documentario, ma sarebbe
opportuno anche trattare in modo più mirato, in modo più scientifico, più articolato questo argomento, no? E da lì si vedrebbe che le donne, seguendo questa loro vera storia, potrebbero acquisire maggiore autostima e non accettare passivamente tutte quelle idee sbagliate della cultura dominante, in base alle quali i maltrattanti pretendono di sottometterle, di maltrattarle e di costringere, insomma, a tante cose che sono controproducenti per l'intera società. Antonia, siamo giunti al termine, puoi salutare adesso. Sì, grazie. Allora, cari amici, grazie per aver ascoltato, buona Padania a tutti e Padania Libera sempre, alla prossima. Avete ascoltato Donne Padane.